Ricordiamo alcune testimonianze di bambini dell'epoca in cui si esprimeva il senso di sicurezza che dava l'esercito. Quando viene il terremoto mi rifugio nella tenda dei militari e là mi sento sicuro. L'iconica frase "il Friuli ringrazia e non dimentica", nata spontaneamente sui muri diroccati all'indomani del devastante sisma, è simbolo di dignità e di profonda riconoscenza di un intero popolo per la straordinaria macchina dei soccorsi giunta da tutta Italia e dal mondo, unita all'orgoglio di aver saputo ricostruire tutto dov'era e com'era. Per la resa degli onori militari ai caduti è schierato un reggimento di formazione costituito da una rappresentanza di reparti che all'epoca prestavano soccorso alla popolazione colpita dal sisma. Sono schierati la fanfara della Brigata Alpina Giulia, il comandante di reggimento e di gruppo del terzo reggimento artiglieria terrestre della montagna, unitamente ad una prima compagnia costituita su 2 plotoni, il primo del terzo reggimento artiglieria della montagna terrestre e il secondo su base 8° reggimento alpini. Una seconda compagnia costituita da un plotone del reggimento Piemonte Cavalleria II e da un plotone del terzo genio guastatori, quest'ultimo inquadrato nella brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Infine una terza compagnia costituita da un plotone del secondo reggimento genio guastatori ed un plotone del reggimento logistico Iulia. Per la resa degli onori ai caduti affluiscono nell'area della cerimonia il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, accompagnato dal ministro